Partita la seconda serie junior, Jacopo Cerioni, Pesaro Nuoto in 1, Paolo Fava Idros in 2, in corsia 3 Moises Daniel Loschi, Veneto Banca Montebelluna, in 4 Luca Giudici, Team Insubrica, in corsia 5 Riccardo Guida, Ginnasium Pordenone, in corsia 6 Fabrizio Vita, Ginnasium Pordenone. Questi gli atleti in acqua che si apprestano alla virata dei 50 metri con Loschi che si porta al comando in 28,43. Daniel Loschi avanti ai 100 metri, atleta di casa del Veneto Banca, 59,11. Dietro di lui c'è Riccardo Guida, 1,00,04. Più giovane di un anno Daniel Loschi, classe 94, Riccardo Guida, classe 1993. Tempo di iscrizione per Daniel Loschi di 4,12,90, mentre virano ai 150 metri gli atleti in gara. Ricordiamo il miglior tempo fino a questo momento di Francesco Niboli, 4,22,77. Possono entrare sul piano vasca gli atleti della prima serie dei 400 stile libero junior. Loschi 2:01,59, ha un vantaggio di 1 secondo e 56 su Riccardo Guida, che segue in seconda posizione in 2:03,15. C'è poi Paolo Fava in terza posizione a metà gara, 2:05,76. Eccoli qua i protagonisti della prima serie junior maschi. In corsia 1 Riccardo Pattaro, Milano Nuoto. In corsia 2 Mattia Cometto, Veneto Banca Montebelluna. In corsia 3, in lane 3, Safra Juval, Drusto Zveda Crani. In corsia 4, Luca Speranzon, Unione Sportiva Idros. In corsia 5, Andrea Facca, San Vito. In corsia 6, Giacomo Favaro, Polisportiva Noale. (3:04,34) per Daniel Moises Loschi, ancora avanti per quasi 3 secondi di vantaggio, prenota la vittoria della serie numero 2. Testa a testa virtuale con Francesco Niboli che detiene il miglior tempo, 3:35,78 per Loschi, Riccardo Guida 3:39,45, 2 vasche alla conclusione. Ed eccolo qua in arrivo Daniel Moises Loschi, Veneto Banca Montebelluna, 4:06,33, netto miglioramento per lui che approda al primato personale e al comando della classifica provvisoria. Un 4:06,33 che sarà il tempo da battere per i 6 atleti della prima serie junior.